Siamo alle ultime fasi del countdown che porterà alla stesura per la prevista autonomia e l'intervento del presidente della regione Luca Zaia nel pomeriggio dagli industriali. Grave incidente sul lavoro a Cavallino Treporti, 56enne schiacciato dalla gru che stava manovrando e che si è rovesciata a causa del cedimento del terreno, l'uomo in serie condizioni. Si è tenuta oggi a Mestre per la prima volta l'udienza del processo alla Popolare di Vicenza con il presidente del collegio dei giudici che promette sentenza entro il 2020. Continuano a emergere dettagli molto inquietanti dopo la morte di Sissi, la guardia penitenziaria in servizio al carcere femminile, è spuntata una lettera. Topi, sporcizia e degrado, ecco il viaggio costretta a compiere ogni giorno la gente in transito verso Pellestrina sui vaporetti della CTV, la denuncia di un telespettatore. Improvviso malore a bordo di un vaporetto proprio della CTV della linea 1, questa mattina muore un pensionato, l'incidente all'altezza della Cadoro. Il nostro direttore Luigi Baciali, nominato presidente di Veneto Film Commission, l'istituzione regionale nata con l'obiettivo di aiutare il territorio a fare rete per promuovere produzioni cinematografiche e televisive. Una buona serata, ben ritrovati dunque con l'informazione da Venezia, lo avete sentito dai titoli, in primo piano questa sera naturalmente l'assemblea degli industriali ma anche l'intervento del governatore Luca Zaia. Tra poco saremo in grado di proporvi il servizio sull'assemblea che è in questo momento in corso. Nel frattempo andiamo avanti e partiamo con le notizie, gli aggiornamenti sul caso di Sissi, la guardia penitenziaria morta in circostanze ancora tutte da chiarire, continuano a emergere dei dettagli. Sulla fine della guardia in servizio al carcere femminile è spuntata una lettera ritrovata dal papà. Sentiamo. A pochi giorni dalla morte di Sissi Trovato Mazza, la guardia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca, raggiunta da un colpo di pistola nel 2016 all'ospedale civile di Venezia, emergono altri particolari. Pochi giorni dopo l'accaduto, infatti, i suoi familiari trovarono una lettera, di cui però si viene a conoscenza solo ora, scritta a mano dalla figlia e che è parte del fascicolo aperto per induzione al suicidio. Loro sono stati messi al corrente dal primo giorno di tutto. Anzi, io al commissario di Venezia, al commissariato che a me dopo 4-5 giorni si è ricordato che c'era la mamma di Sissi, quando mi ha chiamato, io sinceramente ho detto tutto quello che mia figlia me raccontava. E io so per una cosa certa che loro non hanno fatto niente. Io ho parlato di quello che Sissi mi raccontava della droga, io ho raccontato tutto, ma di questo non è mai uscito fuori niente. Fino il 18 gennaio 2019. Quindi Sissi le raccontava quello che avveniva e che la turbava? Non sarebbe altro, io con mia figlia stavo ore al telefono, ore intere. La lettera era indirizzata all'allora direttrice del penitenziario. A lei l'agente 29enne si era rivolta per denunciare fatti gravi che riguardano le mie colleghe, si legge, e che, ammette candidamente seppur preoccupata, visto il tono dello scritto, era venuta a sapere grazie alle confessioni che le avevano fatto molte detenute. Episodi, o almeno questo quanto si evince dal testo della lettera, così forte da mettere in seria crisi la gestione del carcere femminile di Venezia. Addirittura mia figlia si era iscritta all'università a novembre. A ottobre, i primi di ottobre è iscritta Sissi all'università a Treviso, perché mi diceva: mamma, io non ce la faccio a vivere così, io voglio prendere i gradi, dice, e poi andare a Venezia, proprio a Venezia, e vedere di aggiustare un po' le cose di tutta la porcheria e lo schifo che c'era là dentro. Sissi mi raccontava pure del medico con i rapporti con le detenute, e io gli dicevo: Sissi, ma tu ne sei sicura? Sì mamma, perché non ci fanno entrare a noi agenti. Dici, ma dove è scritto che va una detenuta in infermerie e io da gente non posso entrare? Io questo è, ma più di un anno questo che io lo sapevo. A questo si aggiungono altri particolari poco chiari, come la ricostruzione delle operazioni effettuate col PC nei giorni precedenti lo sparo e soprattutto in quelli successivi, dal momento che il computer era tornato alla famiglia completamente resettato. Mancano poi le impronte sulla pistola, così come le tracce di polvere da sparo su entrambe le mani. Secondo l'avvocato, questa circostanza potrebbe avvalorare l'ipotesi che a utilizzare l'arma sia stato dunque qualcun altro che poi l'ha ripulita mettendola in mano alla vittima. Il crack della Popolare di Vicenza, oggi per la prima volta processo spostato in aula bunker a Mestre per questioni logistiche, troppi
i legali e le parti civili. Allora vediamo i dettagli nel servizio realizzato dalla redazione. È ripreso oggi nell'aula bunker di Mestre il processo per il crack della Popolare di Vicenza, udienza che si è tenuta per la prima volta nel Veneziano anziché nella sede del capoluogo iberico per motivi logistici, ovvero di sicurezza. Troppi infatti i legali presenti in aula, ben 400, con i relativi faldoni, trasportati nelle scorse ore dal Tribunale di Vicenza addirittura con i furgoni. L'udienza di stamane, iniziata alle 11, è stata di natura molto tecnica. Su richiesta del presidente del collegio, Lorenzo Miazzi, stamattina è stata interamente dedicata alle difese per contestare le richieste delle parti civili, con le prossime 2 date, attinenti allo stesso tema, già in calendario e previste per il 29 e il 31 gennaio prossimi. Assenti in aula tutti e 6 gli imputati, a cominciare dall'ex presidente dell'Istituto Bancario Vicentino, Gianni Zonin, per lui presente il suo avvocato difensore. Anche lui ha interesse che il processo venga celebrato. Quando entrerà nell'istruttoria dibattimentale, ove necessario parteciperà anche per ascoltare le deposizioni dei testi fondamentali, non in queste fasi preliminari che riguardano questioni strettamente giuridiche. Quindi si parla di che mese? Secondo me dopo la Pasqua, voglio dire. Io sono sempre un ottimista nella vita, voglio dire, ma qui credo di essere ragionevolmente ottimista che secondo me le questioni preliminari per Pasqua saranno sicuramente finite. Il crack della Popolare di Vicenza, per lo stesso avvocato, un caso dagli scenari molto articolati. Evidentemente è una questione che ha toccato il territorio veneto, ma non soltanto il territorio veneto, perché il problema si è presentato in altre regioni italiane. Per velocizzare le udienze, il giudice Miazzi ha esortato le parti a presentare istanze e allegati, oltre che materiale cartaceo, anche in digitale, mentre per l'appello si è sperimentato un sistema elettronico per registrare con la lettura dei codici fiscali degli avvocati, per i quali già oggi si chiedeva infatti il relativo tesserino sanitario. Ed è sempre l'avvocato difensore di Zonin a commentare così l'arrivo di Salvini e Di Maio a Vicenza per il prossimo 9 febbraio. Credo che è semplicemente estranea, credo che riguardi il problema dei rimborsi degli azionisti, che è una questione completamente diversa, politica voglio dire, e anche sociale, perché evidentemente il danno per gli azionisti, per tante famiglie e imprenditori è stato forte. Rimaniamo sempre sul crack dell'ex Banca Popolare di Vicenza, perché se si potrebbero aprire nuovi scenari a tutela dei truffati con la possibile dichiarazione anche dell'ipotesi di reato di riciclaggio, il giudice del processo, Miazzi, ha detto che auspica di arrivare a sentenza nel 2020. Pensiamo che chiuse le fasi preliminari ad aprile inizierà il dibattimento proprio per arrivare a sentenza nel 2020. Così, a margine dell'udienza di stamane in aula bunker, il presidente Lorenzo Miazzi, uno dei 3 giudici del processo crack popolare di Vicenza, parole che rassicurano i difensori delle oltre 9.000 parti civili, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza per 3 miliardi e mezzo nei confronti degli ex vertici dell'Istituto di Credito Vicentino, con l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, si potrebbe aprire anche una nuova prospettiva, quella di una contestazione di riciclaggio, che darebbe così il via al sequestro dei beni anche agli eredi degli imputati. Così il difensore veneziano Luigi Ravagnan, che assiste oltre 3.000 truffati. Come auspicio è che vengano anche attraverso queste individuazioni di nuovi reati recuperati molti beni che sono stati dispersi, se non ovviamente l'intero valore delle azioni che sono state, si sono dissolte, però io credo che ci sarà una forte risposta di giustizia nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili di questo scempio. Ed è l'avvocato Fadalti di Treviso che specifica nel dettaglio il danno prodotto a tutto il nostro territorio. Se lei considera che gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza erano circa 120.000, se lei considera che la Banca Popolare di Vicenza è stata costituita ai primi del Novecento, se considera che ha operato quindi per oltre un secolo fondamentalmente in un territorio ristretto, che è quello delle province di Vicenza, Padova e Treviso, è facile cogliere il danno anche sociale che è stato prodotto. E ora siamo in grado di proporvi il servizio sull'Assemblea Generale di Confindustria Venezia e Rovigo, in cui si è parlato di autonomia. Sentiamo allora il servizio preparato dalla nostra redazione.
Noi vogliamo l'autonomia, 2.328.000 veneti hanno votato per il sì all'autonomia e questa autonomia sta prendendo forma, non ultime le parole oggi del Ministro Stefani che sono assolutamente positive rispetto al percorso. Difficile non affrontare il tema dell'autonomia oggi a margine dell'Assemblea Generale di Confindustria a Venezia, dove è stato presentato il piano industriale per Venezia metropolitana. Io penso che l'autonomia deve essere un valore aggiunto, quindi non deve essere vista nella visione scissionistica del Paese, ma uno strumento a disposizione di tutte le aree affinché possano esaltare il valore aggiunto dei propri territori. Quindi auspico che sia un'autonomia che possa arrivare nel più breve tempo possibile, ma al servizio del Paese. Anche il Presidente Boccia si è espresso in merito, sottolineando però quella che deve essere una clausola di supremazia determinante in certi ambiti. Positivi, l'abbiamo detto, perché siano elementi di efficienza del territorio e quindi di maggiore competitività. Occorre fare tesoro di alcune clausole di supremazia, abbiamo detto, tra cui infrastrutture ed energia, per evitare di costruire nuovi centralismi, ed è evidente che tutto questo deve essere nell'interesse del Paese. Detto questo, l'autonomia non può essere la merce di scambio, seppur utile e legittima, per non avere provvedimenti a favore dell'economia reale del Paese. L'autonomia è un pezzo importante delle questioni del Paese, ma occorre un intervento organico di politica economica che non si risolve solo con l'autonomia. Posizione non troppo condivisa dal governatore veneto. Io rispetto le opinioni di tutti, ma per me fa regola la Costituzione elenca 23 materie, noi abbiamo chiesto 23 materie e chiediamo che ci siano 23 materie nell'intesa che andremo a firmare, altrimenti non la firmo. Perciò anche il tema dell'energia. Tutte e 23 le materie previste dalla Costituzione. Se poi non vanno bene le 23 materie è più semplice proporre una proposta di modifica della Costituzione, perché altrimenti la Costituzione vigente oggi noi abbiamo la facoltà di chiedere 23 materie. E ora la cronaca: stava manovrando una gru e il terreno ha ceduto, il mezzo si è rovesciato e lui è rimasto schiacciato. È ricoverato all'ospedale in gravi condizioni il titolare proprio di un'azienda di Cavallino Treporti, che stamane è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo, che ha 56 anni, ha riportato un grave trauma toracico. L'episodio è avvenuto all'interno della Verde Ambiente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cavallino e degli ispettori dello Spisal dell'ULS 4, l'uomo, durante le fasi di manovra della gru a terra, a causa del cedimento del terreno su cui erano posizionati i bracci stabilizzatori, è rimasto schiacciato dal mezzo che si è rovesciato. Cambiamo tema, parliamo di topi e sporcizia sui mezzi dell'ACTV, dove si viaggia pure al gelo, specie su quelli in transito verso Pellestrina. La denuncia è di un nostro telespettatore. Vaporetti al gelo e pure sporchi, con il rischio più che concreto di beccarsi come minimo anche una leptospirosi. Accade quotidianamente sulle linee di navigazione verso Pellestrina, come dimostrano le immagini mandateci dal nostro telespettatore. Vedete? C'è persino la trappola per i topi, roba da chiamare immediatamente per un controllo e un sopralluogo il personale di igiene e sanità pubblica della ULSS e offrirgli un giro su questa, che obiettivamente è una traversata bellissima perché dalla vista paesaggistica molto suggestiva, ma certamente solo sulla carta. Il rischio di ammalarsi e prendersi una malattia infettiva è infatti davvero grande, visti i topi che viaggiano insieme ai passeggeri. Viaggia all'insegna del degrado, viene da commentare, con mezzi decisamente sporchi dunque, ma con collegamenti pure molto obsoleti. Chiediamo, per il rispetto di chi viaggia, spesso in compagnia di bimbi e ragazzi al seguito, anche con i nostri cari amici a quattro zampe, che poi, diciamolo, stanno con noi anche in casa, di provvedere quanto prima a una disinfestazione e pulizia, che, diciamolo, è davvero d'obbligo. Noi la nostra segnalazione l'abbiamo fatta e la stiamo facendo, mostrando senza censure queste immagini, compiendo il nostro dovere di emittente dal servizio pubblico. Auspichiamo chi di dovere faccia la sua parte. Improvviso malore proprio a bordo di un vaporetto della CTV della linea 1 questa mattina alle 8:20. Una passeggera è purtroppo deceduta, bloccata la linea per i soccorsi inutili e per i rilievi. Sono intervenuti i sanitari del SUEM e hanno tentato di rianimare la persona colpita da questo malore. L'incidente all'altezza della Ca' d'Oro. La linea è stata ripristinata, il mezzo è poi ripartito verso le 10. La vittima sarebbe una pensionata, pare di Venezia, di cui ancora non sono state rese note le generalità. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete naturalmente con noi.
Di nuovo insieme con il nostro telegiornale da Venezia, parliamo di vigili ora che saranno aumentati di numero, saranno anche aumentati di numero, ma le periferie sono abbandonate e la gente non si sente sicura. A dirlo sono i consiglieri del Partito Democratico nei confronti dell'amministrazione. Sentiamo. Se si chiede a qualunque cittadino che risiede nelle periferie, ma non vorrei nemmeno chiamarle così, comunque nelle municipalità, che non sia Piazza Ferretto o Piazza San Marco o comunque zone centrali, diranno che non vedono più vigili, e difatti nelle sezioni territoriali alcune sono state accorpate, altre addirittura non esistono più e si vedono sempre meno vigili. Se l'amministrazione comunale ha mantenuto la parola incrementando i vigili urbani sul territorio con più poteri e un nuovo addestramento, secondo l'opposizione le forze in campo non sono invece state ben distribuite. Anzi, a detta dei consiglieri PD, molti residenti delle periferie continuano a dirsi poco sicuri e soprattutto a non vedere particolari differenze col passato. Il lato positivo è sicuramente l'aumento della pianta organica dei vigili, su cui siamo assolutamente d'accordo, peraltro anche richiesta. La cosa preoccupante è che se in Piazzale Roma o in Piazza Ferretto o a San Marco i vigili certamente non mancano, è proprio nella cintura della città, in terraferma come a Venezia non cambia, che vengono a sparire la presenza di un presidio costante. Chiudono le sedi, a Chirignago piuttosto che a Zellarino hanno chiuso, e il cittadino si lamenta perché concretamente non vede un punto di riferimento sulla sicurezza nei territori. L'esperienza dell'informazione al servizio anche del cinema in Veneto, una nomina importante oggi per il nostro direttore Luigi Bacialli. Oltre alla TV, anche il cinema, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un territorio tante volte raccontato, scandagliato e indagato. Il nostro direttore Luigi Bacialli è stato nominato presidente della Veneto Film Commission, istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive nel territorio regionale. L'annuncio stamane a Roma da parte dell'assessore alla cultura della regione Cristiano Corazzari. Con la nomina di una personalità come Luigi Bacialli, spiega Corazzari, si potrà finalmente mettere in moto la macchina della Film Commission, che offrirà assistenza gratuita e supporto logistico alle imprese produttrici, aiuterà la filiera delle nostre imprese a fare rete e sosterrà i nostri territori nel diventare set ancora più attrattivi. Il Veneto come terreno ideale per film e fiction, rafforzando un appeal che il cinema non ha mai sottovalutato. Troppi per citarli tutti i titoli che hanno visto come scenari i nostri territori, da classici come Morte a Venezia e Signore e Signori, alla filmografia di Ermanno Olmi, fino alle mega produzioni hollywoodiane come l'ultimo episodio delle gesta di Spider-Man. Ma l'obiettivo è fare ancora meglio con l'esperienza di chi il Veneto lo conosce attraverso lo sguardo indagatore dell'informazione. La squadra che vede il nostro direttore alla guida è formata anche dai neoconsiglieri Giacomo Brunoro, consulente editoriale, Cecilia Valmarana, responsabile di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e la ricercatrice dell'Università di Padova Giulia Lavarone. Subito a disposizione un budget di 5 milioni di euro, ottenuti grazie ai fondi della programmazione POR-FESR 2014-2020. Perché il Veneto, location inconfondibile amata dai grandi cineasti, possa meglio strutturarsi anche in termini di produzione, accoglienza e organizzazione turistica. Una sfida tutta da vincere. Cambiamo pagina, parliamo ora di agricoltura, perché proprio Veneto Agricoltura ha presentato il bilancio del settore agroalimentare per il 2018 con una produzione lorda che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. I cambiamenti climatici, le variazioni dei prezzi anche improvvise del mercato, l'andamento meteo di stagioni che non sono più prevedibili, ciò nonostante il valore complessivo della produzione agricola veneta nel 2018 supera i 6 miliardi di euro, in deciso aumento più 8% rispetto all'anno precedente. Il Veneto risulta essere la prima regione in Italia per pagamenti effettuati. Soprattutto alcune filiere importanti come esempio quella vitivinicola, abbiamo avuto una produzione più del 48%, ma anche nella frutticola con incremento di alcune produzioni veramente importanti e buone, soprattutto le mele e il kiwi in particolare, che hanno avuto un buon risultato. In Veneto sono 64.000 le imprese attive, in calo l'occupazione. Dovuto poi mettere il ricambio generazionale che è continuo, quindi stanno
pian piano sparendo le imprese individuali, magari dove erano condotte da persone di una certa età, e i giovani che pur si stanno avvicinando anche con i nostri interventi al mondo dell'agricoltura fanno un po' fatica. L'Istat dà un risultato che è un meno 9%, ma bisogna capirlo e interpretarlo rispetto all'anno precedente. Ci sono alcune situazioni che dipendono dai cambiamenti climatici. Bene il settore zootecnico, carni e latte, male le carni bianche. Il Veneto, ad esempio, era il primo produttore nazionale di conigli. Qualche altro punto di criticità. I cereali, che ahimè ha avuto una battuta di arresto, soprattutto nei prezzi dovuti alle importazioni, chiamiamole sleali, da parte appunto di altri concorrenti europei, le barbabietole che sono in forte crisi e il tabacco. Gli interventi più decisi della Regione saranno quelli per sostenere Barbabietola, un solo zuccherificio rimasto in Veneto, e per la lotta alla cimice asiatica che colpisce la frutta. Veneto Agricoltura, al fianco della Regione, sostiene gli agricoltori e dice loro che non si devono sentire soli. Io voglio sempre trasmettere un messaggio positivo, quindi intanto la prima cosa è non mollare, assolutamente non si deve mollare. Vedo che c'è una trasformazione progressiva nelle imprese, meno imprese individuali e più imprese di capitali, questo è sicuramente un passaggio assolutamente determinante, perché questo permetterà di avere le risorse, maggiori risorse. Dopo numerosi appelli e l'impegno da parte di cittadini e comuni, il parco di Villa Querini è pronto finalmente a rinascere. È stato a lungo luogo di sbandati, abbiamo visto i cittadini al lavoro per ripulirlo e mano a mano il parco mestrino di Villa Querini sta tornando al suo antico splendore. Il comune l'ha preso per mano e ha fatto veramente dei lavori veramente molto importanti, come i giochi per i bambini, hanno ripristinato la piscinetta qui sempre per i bimbi, insomma stanno facendo un restyling veramente completo di tutta quanta la struttura, con queste inferriate alle mie spalle che si spera siano veramente un deterrente per i malintenzionati. So quasi per certo che verranno installate anche delle telecamere a circuito chiuso, e poi nella prossima primavera l'associazione Arte e Cultura Veneta e altre associazioni come la Poseidon e la Fare Verde si occuperanno sia delle attività culturali che delle attività, diciamo, di sorveglianza e vigilanza del parco, perché è giusto che un parco così storico del centro di Mestre venga usufruito dalle famiglie, dagli anziani, ma soprattutto dai bambini. La nuova area giochi è pronta da alcuni giorni, 200 metri quadri di altalene, scivoli e castelli, su cui saranno puntate le nuove telecamere collegate alla centrale operativa per vigilare sulle frequentazioni dell'area verde. Una sfida che cittadini e associazioni hanno iniziato da tempo, partendo proprio dalla riqualificazione, ma soprattutto riappropriandosi dei loro parchi. Sulla spinta delle nostre iniziative ancora di un paio di anni fa, che l'abbiamo preso per mano e abbiamo un po' ripulito, un po' riassettato, e abbiamo appunto cercato di creare dei momenti, diciamo, di aggregazione, come il mercatino alla Soffitta dei Tesori e come altri piccoli, diciamo, momenti musicali, di rivalutare questo parco. E sulla scia appunto delle nostre iniziative c'è stata appunto l'amministrazione comunale, che c'è sempre stata al nostro fianco, e appunto questa collaborazione fra privato e istituzioni, i risultati si vedono. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. A 20:10 interverrà l'avvocato Fabio Pinelli, presidente di Padova Legge, che promuove un importante convegno sulla classe dirigente, sulla sua formazione. Saranno presenti personaggi del calibro dell'ex presidente del Consiglio Gentiloni, ma anche Tremonti, Calenda, Violante e il direttore del TG2, che interverranno stasera a 20:10. È tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Triveneto avremo bel tempo, ma il clima risulterà freddo. Nel dettaglio, sul Veneto ci attende una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Non sono previste precipitazioni. Sarà soleggiato ovunque ed il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e -5 gradi, massime comprese tra 6 e 3 gradi.
Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile. Anche in questo caso infatti sarà il sole a dominare, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota e sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -1, massimo comprese tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Altrove il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperatura minima attorno ai -9 gradi, massime tra i 6 e i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali.